Il tempo dell'attesa è scaduto. Dopo 3 mesi di silenzio da parte della giunta regionale guidata da Francesco Pigliaru, il nuorese è pronto a scendere in piazza per rivendicare quanto si sta chiedendo da almeno 20 anni. Interventi che stabilizzino quel poco di industria che è rimasto, dando corso agli accordi di programma già sottoscritti, che si proceda all'infrastrutturazione che vede il nuorese all'ultimo posto in Italia, si investe in istruzione e sanità. I componenti del tavolo di partenariato che riunisce provincia, comuni, associazioni datoriali e sindacali oggi ha tenuto una conferenza stampa per ribadire tutte le rivendicazioni e le proposte contenute nel piano di sviluppo del nuorese, inviato il 10 agosto a Pigliaru e di cui si sono perse le tracce, dal momento che il governatore non si è neanche degnato di dare una risposta. Ma anche per chiarire che il malato che era dato in coma profondo ad agosto, oggi per guarire avrebbe bisogno di un miracolo. Sotto accusa la giunta regionale e la regione che non dà segnali di attenzione verso un territorio che ha tutti i settori in crisi profonda. Anche una delle poche realtà che sembrava reggere la crisi, Ottana Polimeri, ha messo i dipendenti in cassa integrazione. La chimica è in crisi profonda, per il tessile ormai si parla di fine degli ammortizzatori sociali. Non va meglio negli altri comparti, a cominciare dall'edilizia. All'incontro sono intervenuti il presidente della provincia Costantino Tidu, i componenti della giunta, i sindaci di Nuoro Alessandro Bianchi e di Siniscola Rocco Celentano, il presidente della Confindustria Roberto Borgnoli e i segretari generali di CGIL Salvatore Pinna, della UIL Felicina Corda e della CISL Michele Fele. Tutti hanno ribadito un concetto già espresso mesi fa. Non c'è più tempo da perdere, i toni sono stati da ultima chiamata. Dopodiché ci si troverà di fronte ad un disastro economico e sociale del quale è difficile prevedere le conseguenze. Pigliaru è stato invitato per l'ennesima volta a dare al nuorese la stessa attenzione che riserva ad altri territori dell'isola. I sindacati che terranno gli stati generali il 1° dicembre sono pronti alla mobilitazione, che serve in qualche modo a manifestare pubblicamente il disagio del territorio. Ha trovato concorde anche Confindustria. Serve una scossa verso un governo regionale che sembra non aver capito la gravità dell'emergenza in atto, che deve essere richiamato alle proprie responsabilità.